strangolarla, lei va in commissariato con i segni ancora sul collo, vessazioni e violenze anche quando ero incinta, dice. La denuncia fa scattare l'allontanamento dell'uomo e l'obbligo del braccialetto elettronico. Braccianti morti a Chioggia mentre andavano al lavoro, le salme dei 3 giovani partiranno per il Marocco lunedì, il sindaco Armelao proclama il lutto cittadino. Vertice poi patto sulla sicurezza tra imprenditori e forze dell'ordine in vista dell'inizio dell'estate a Jesolo, dalla Confcommercio però l'appello servono più agenti. Carburanti alle stelle, gli autotrasportatori veneti confermano il blocco dei tir dal 25 al 29 maggio, decisione grave ma inevitabile, dicono. Venezia non me lo posso permettere è lo slogan con il quale gli studenti universitari hanno denunciato le difficoltà a vivere in città, manifestando davanti a Caffarsetti e lanciando un appello ai candidati. Una giornata nel nome dell'accessibilità per i pazienti dell'Ors di Motta di Livenza a San Marco per visitare la basilica con loro e la patriarca Moraglia ed il presidente Stefano. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con l'ennesimo caso di violenza domestica. Tenta di strangolare la moglie ma lei chiede aiuto alla polizia. Marito allontanato dalla casa familiare, per lui braccialetto elettronico e dovere di mantenere economicamente i 3 figli. Si è scagliato contro di lei, colpendola più volte dritto al volto per poi avvolgerle le mani attorno al collo nel tentativo di strangolarla. È stato il culmine dell'escalation di violenza che la donna, residente a Mestre, era costretta a subire da tempo. Una violenza fisica, psicologica ed economica, quella del marito nei confronti della giovane donna, incolpata anche del fatto che con 3 figli piccoli non riuscisse a provvedere da sola al loro mantenimento. L'ultima aggressione e il tentativo di strangolamento l'hanno spinta a chiedere aiuto a un'amica, la quale a sua volta ha allertato le forze dell'ordine e convinto la giovane a recarsi in commissariato. I poliziotti, verificata la presenza di evidenti segni di lesioni al volto e al collo, sono venuti a conoscenza che il marito già in passato, anche quando era incinta, avrebbe reiterato condotte violente e vessatorie nei suoi confronti. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il braccialetto elettronico. Il GIP ha inoltre disposto nei suoi confronti l'obbligo di versare alla moglie quanto necessario per il mantenimento dei 3 figli. Previsto lunedì 18 maggio, lutto cittadino a Chioggia, giornata nella quale le salme dei 3 giovani braccianti morti nel tragico incidente all'alba di sabato mattina scorso partiranno per il Marocco, a dichiararlo il sindaco Mauro Armelao. I 3 erano rimasti intrappolati nel furgone che li stava portando al lavoro, uscito di strada e finita dentro il canale di fronte all'idrovora di Calino. Viaggiavano in 9 in quel minivan partito dal Rodigino, tutti di origine marocchina. 6 sono riusciti ad uscire dal mezzo, per 3 di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. I corpi sono stati recuperati durante l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo regionale dei sommozzatori. I funerali dei 3 giovani saranno celebrati in Marocco. Vertice sulla sicurezza tra imprenditori e forze dell'ordine in vista dell'inizio della stagione balneare a Jesolo. Dobbiamo mantenere il livello di sicurezza reale e percepita che abbiamo realizzato, continuando a lavorare in sinergia fra pubblico e privato. Con la stagione turistica alle porte, la sicurezza torna ad essere un tema al centro del dibattito a Jesolo. 27.000 residenti che d'estate possono crescere fino a diverse centinaia di migliaia di persone. In altre parole, nel periodo di massima affluenza turistica, Jesolo diventa la città ampiamente più popolosa del Veneto e sulla sicurezza era incentrato l'incontro promosso dalla Confcommercio e i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Nel 2025 abbiamo sperimentato in maniera positiva le zone rosse, che sono già iniziate in alcuni periodi di questa prestagione. Il Comune, attraverso la polizia locale, ricomincerà con la chiusura dei 6 accessi al mare nella zona di Piazza Mastini con l'inizio delle ZTL, quindi dal 23 di maggio. Entrerà in vigore come sempre il divieto di consumo e detenzione di sostanze alcoliche in suolo pubblico.
ci saranno una serie di altre scelte localizzate, come ad esempio l'autoregolamentazione degli orari dell'attività dei chioschi nella zona di Piazza Mastini che ovviamente è il grande attenzionato. La recente tragedia di Crans-Montana ha riportato al centro del dibattito anche il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento e in questi termini si inquadra il progetto Qui si balla sicuri, una certificazione di qualità destinata a quegli esercizi che supereranno specifici controlli e verifiche. La collaborazione è a 360 gradi, quindi dal personale formato al fatto di avere un filo diretto nel momento in cui dovesse succedere un problema e tutte quelle pratiche operative che aiutano a lavorare sia noi che le forze dell'ordine. L'altra cosa poi che ci preoccupa un pochino, diciamo, è il discorso un po' dell'abusivismo. E se nel territorio iesolano è un po' meno sentito, nell'entroterra invece è molto ma molto più sentito. Tirando le fila dell'incontro, Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, sottolinea l'importanza di una collaborazione a 360 gradi che va dagli imprenditori alle forze dell'ordine, ma ribadisce una richiesta. Una delle cose che noi chiediamo è che all'inizio stagione poter avere qualche rinforzo in più, perché è fin dall'inizio della stagione che si fa capire a chi pensa di vivere la città in maniera non corretta che Jesolo non ti dà la possibilità di far questo. Ecco, dobbiamo cercare di limitarlo in tutte le maniere. La perfezione non l'avremo mai, ma in questi anni la collaborazione ha raggiunto già obiettivi molto, molto importanti. Autotrasporto, il blocco dei tir confermato. Le associazioni regionali aderenti a Una Tras Veneto hanno comunicato infatti l'adesione al fermo nazionale dei servizi di autotrasporto proclamato a livello nazionale dal 25 al 29 maggio. Si tratta di una decisione grave, sofferta ma ormai inevitabile, scrivono in una nota le categorie. Stiamo affrontando una delle crisi più dure degli ultimi decenni e l'assenza di risposte concrete sta portando al collasso di migliaia di imprese che ogni giorno garantiscono il funzionamento dell'economia regionale. Il Veneto rappresenta uno dei principali motori produttivi ed esportatori d'Europa, eppure proprio le imprese che tengono in piedi il sistema logistico e manifatturiero del paese vengono lasciate sole. Il tempo delle promesse, dicono gli autotrasportatori, e dei rinvii è finito. Venezia non me la posso permettere è lo slogan con il quale gli studenti universitari hanno denunciato la difficoltà di vivere a Venezia. Per gli studentati arriviamo a singole che vanno oltre 1.000 euro, mentre a prezzi delle doppie oltre i 600 euro. Se invece andiamo sul mercato privato i prezzi possono lievitare in modo esponenziale. Sono prezzi totalmente fuori portata per molte tasche. Anche per gli studenti stare a Venezia non è facile. In vista delle elezioni, l'Unione degli Universitari di Venezia e la rete degli studenti medi di Venezia Mestre hanno presentato proprio davanti all'ingresso di Ca' Farsetti la piattaforma Venezia non me la posso permettere, un documento inviato a tutti i candidati e le candidate in consiglio comunale che rappresenta un invito esplicito a prendere posizione. Abbiamo appunto scritto questa piattaforma cercando di raccogliere al meglio le proposte di studentesse e studenti. I temi principali che sono inclusi all'interno della piattaforma sono sicuramente la questione abitativa, infatti in isola ormai è molto difficile trovare un alloggio ad un prezzo adeguato, i trasporti che devono soprattutto essere implementati da e verso le residenze universitarie e gli spazi di socialità. Almeno questi sono i temi dal punto di vista più universitario. Questo, dicono gli studenti e i candidati, è il momento per dimostrare se si intende credere davvero nei giovani, ascoltarli e riconoscere il loro ruolo nella nostra regione. I mezzi di trasporto non sono assolutamente sufficienti e non bastano a contenere tutti gli studenti e le studentesse che si ritrovano a dover, che vanno nelle varie scuole, e i vari plessi, tra l'altro per i vari casi di ridimensionamento scolastico ci ritroviamo ad avere plessi pieni, fin troppo pieni, con classi pollaio sovraffollate. Tra trasporti carenti, servizi insufficienti e affitti altissimi, sostengono gli studenti, chiediamo al Comune degli interventi concreti per garantire pari opportunità a tutte e tutti, indipendentemente dal reddito. Il diritto allo studio non è un favore, è un investimento sul presente e sul futuro del nostro territorio. Tutti i candidati possono sottoscrivere la piattaforma, lo possono fare mandando a noi una mail, gli è stata inviata per mail ad ogni singolo candidato, sia in consiglio comunale e ai candidati presidenti di municipalità.
Ed ora la pagina dedicata alle prossime elezioni amministrative. Il candidato sindaco per ora, Michele Boldrina, Focus TG, per illustrare i punti principali del programma per le prossime amministrative di Venezia. Sicurezza e rilancio economico in testa. Per riuscire a ritornare a crescere, è una città viva, no? Venezia deve internazionalizzarsi. Una Venezia meno isolata e più al centro della politica e soprattutto dello sviluppo economico internazionale, quella che propone di costruire il candidato sindaco per ora, Michele Boldrina, Focus TG. Nato e cresciuto tra Campalto e Padova, poi la carriera americana come professore. Sicurezza, economia e turismo, i punti principali su cui si concentra il suo programma. Decongestionare dal turismo, che non vuol dire uccidere il turismo, vuol dire però decongestionare e raccogliere dal turismo quei proventi che compensino i costi che genera per investirli nella città, non in più turismo. Quindi punto numero 1. Punto numero 2, liberare aree, in particolare la parte dismessa di Porto Marghera, e far sparire quella divisione che è l'inizio del cavalcavia della ferrovia. Terzo, avere una capacità imprenditoriale. Riqualificazione di Mestre in primo piano. A Mestre c'è proprio una decadenza di povertà tremenda e continua a essere molto trascurata. La giunta uscente si è riempita la bocca di Mestre qua, Mestre là, ha fatto nulla per Mestre, anzi ha aumentato gli errori che le giunte Cacciari, Orsoni, Costa avevano fatto di ghettizzare quella città, di ghettizzare i cittadini di quella città, di trasformare Marghera in una zona isolata. Un piano dunque per riconnettere anche con i mezzi pubblici le varie municipalità e non reagire al degrado con la retorica della repressione, qui l'attacco alle precedenti amministrazioni. Ma cosa vuoi costruire? Conflitto sociale? Vuoi costruire scontri? Vuoi fare la banlieue? Vuoi cosa? Le ronde dove ci si pesta? Basta l'intelligenza naturale. Ma guardare i dati e mandare però i poliziotti, coordinare con la questura una presenza di strada, coordinare con la questura la presenza dei vigili, una coppia, un vigile e un poliziotto che passeggino assieme, cominciare a essere presente là dove sai che la minaccia c'è. Sul fronte dei progetti, dice Boldrini, idee e soluzioni non mancano, a mancare è piuttosto uno spazio di confronto, e scocca la frecciatina agli altri candidati. C'è molta retorica. C'è molta retorica e non si sta sulle cose, sul porto non ci sono risposte chiare, sul recupero dell'area di Porto Marghera non ci sono risposte chiare. Noi abbiamo fatto proposte di ITS, di università, di come regolare il flusso turistico, non si riesce a dibattere, e io credo che i veneziani avrebbero bisogno di avere delle idee chiare. Parte della coalizione di centrodestra, l'UDC si presenta alle prossime comunali con un programma che spazia dal rilancio produttivo di Porto Marghera a politiche di sostegno alle famiglie. Siamo chiaramente per il fare, non contro, e siamo contro a quelli che dicono no a tutto. Ecco, noi siamo per il porto, siamo per la famiglia, siamo per il lavoro, siamo per la casa, siamo per produrre e fare cose positive per questa città. Parte integrante della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di Simone Venturini a sindaco di Venezia, l'UDC, Unione di Centro, si presenta alle elezioni comunali con un programma che economicamente prevede un rilancio di quello che è il polo industriale cittadino. Sulla cantieristica, io vengo dal settore della cantieristica, noi ci puntiamo fortemente. Marghera deve diventare il polo produttivo per il futuro, per un New Deal, diciamo un nuovo progetto di sviluppo della città. Non solo cantieristica, noi pensiamo che anche la Fincantieri possa sviluppare nuove tecnologie legate per esempio alla costruzione di sommergibili, che sono mezzi molto tecnologici, quindi portare nuove tecnologie. C'è già l'idrogeno, noi pensiamo di portare altre industrie, altre possibilità di produzioni. La famiglia rappresenta un altro tema forte del programma elettorale. L'UDC vuole il ripristino del servizio di politiche per le famiglie del comune, cui affidare un compito di cabina di regia per ogni esigenza della famiglia. La donna, la madre ha bisogno degli asili, c'è bisogno della casa, c'è bisogno di una mobilità sostenibile, c'è bisogno del lavoro. Ecco, che questo servizio politiche per la famiglia faccia un po' da collante, da sportello sulle esigenze della famiglia per dare delle risposte. Il comune deve dare delle risposte alle famiglie veneziane. L'Unione di Centro
centro, dice Paolo Bonafè, è un partito che sta accanto e offre sostegno a chi si trova in una condizione di fragilità, a partire dai tanti anziani che vivono in Comune di Venezia. Noi dobbiamo portare avanti fortemente l'aiuto anche agli anziani, c'è un tema sull'RSA, c'è un tema di assistenza agli anziani, c'è un tema anche di vivibilità della città. Noi abbiamo nei nostri candidati nella nostra lista, per esempio, che sono in sedia a rotelle, c'è Omar Papait che rappresenta proprio il mondo della disabilità, di quelli che vogliono abbattere le barriere architettoniche, e noi su questo tema per noi è importante. Venezia chiaramente è una città difficile per questo, però vogliamo che sia più a dimensione della persona disabile, più a dimensione dell'anziano. E ancora elezioni amministrative, parla Nicola Pellicani, capolista del PD a sostegno della candidatura di Andrea Martella. In questi ultimi 11 anni la città è stata come sotto una cappa, fatta di arroganza, di conflitti di interesse, di mancanza di trasparenza. È giunto il momento di cambiare soprattutto modo di governare. Non ci sarà mai più un uomo solo al comando, ma una squadra non solo di assessori, di consiglieri comunali, ma un continuo confronto con i cittadini, perché la città si governa insieme. Nicola Pellicani, giornalista, già consigliere comunale a Venezia, deputato e anima della fondazione intitolata al padre Gianni, corre per il Consiglio Comunale alle amministrative del 24 e 25 maggio. Lo fa come capolista del Partito Democratico a sostegno della candidatura di Andrea Martella a sindaco. Molti gli aspetti da cambiare, evidenzia, a partire dalla gestione dei flussi turistici. Venezia non è stato fatto nulla per cercare di arginare questo fenomeno. Il turismo è un'attività preziosa per la nostra città, ma non può restare l'unica attività. Il ticket d'ingresso è stato un fallimento, non è servito a governare i flussi turistici, non è servito a migliorare la qualità della vita dei cittadini e non è servito nemmeno a fare cassa. Quindi siamo allo zero assoluto, c'è necessità di cambiare. Poi, continua, c'è la questione abitativa. La casa rappresenta una grande emergenza, se ne è accorta perfino la Meloni adesso che ha fatto un piano straordinario. In città ci sono 10.000 alloggi pubblici, 5.000 dell'Ater e 5.000 circa del Comune, di cui 2.500 sono sfitti, e in questi anni il Comune non ha fatto nulla. Da una verifica che ho fatto solo nella zona di Via Piave, che è la zona, l'emblema del degrado, dell'insicurezza in città, ci sono 80 alloggi murati e altrettanti abitati ma fatiscenti. Sono lasciati lì da anni. Domani a Martellago un torneo di calcio con giornalisti, avvocati, istituzioni e forze dell'ordine per raccogliere fondi per la Banca degli Occhi. Non è solo una partita di calcio, ma è l'attenzione al mondo della donazione, l'attenzione al mondo della vista, del trapianto, e ribadire ancora una volta l'importanza della ricerca per combattere le malattie agli occhi. Si chiama Un gol per la vista, l'evento benefico che coinvolgerà professionisti, forze dell'ordine e istituzioni del territorio in un quadrangolare di calcio per sostenere la Fondazione Banca degli Occhi nella lotta alle malattie muscolari. Un solo obiettivo: sconfiggere le malattie della cornea e quelle della retina con il progetto Lucy contro la degenerazione maculare senile, a cui verranno destinate le donazioni raccolte. Martellago è entusiasta di aspettare questo evento, appunto vi aspetto tutti quanti sabato 16 maggio alle ore 14:30 agli impianti sportivi per una giornata di sport ma soprattutto di solidarietà. Torniamo in campo appunto per la Fondazione Banca degli Occhi, è uno degli impegni che abbiamo questa primavera insieme a quello per l'Associazione Italiana contro le Leucemie e anche per quello con la Fondazione Oltre il Labirinto che si occupa di ragazzi autistici. Per questo impegno ci siamo particolarmente mobilitati perché pensiamo che dare una mano a un'eccellenza veneta come la Banca degli Occhi sia veramente un fiore all'occhiello anche per il nostro movimento. Da Motta di Livenza fino a Piazza San Marco, sfidando la pioggia e le barriere architettoniche, nella giornata nazionale delle persone con lesione spinale, alcuni pazienti dell'Oras hanno incontrato il presidente della regione ed il patriarca. Un
video per raccontare al presidente Stefani in una San Marco bagnata e affollata quello che all'Oras, ospedale riabilitativo ad alta specializzazione di Motta di Livenza, i pazienti fanno quotidianamente. Percorsi in salita resi più semplici grazie alle cure di chi le assiste e li ha accompagnati fino a Venezia. La prima volta in cui hanno potuto imbarcarsi in un vaporetto e raggiungere attraverso percorsi accessibili la piazza simbolo del capoluogo veneto. L'evento organizzato come momento di sensibilizzazione per promuovere i valori della 18ª giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale e che la pioggia non ha fermato. Avremmo potuto stare a casa, invece no, perché la vita è anche questo, è anche imprevisti, è anche capacità di riorganizzarsi e è simbolica nel nostro caso ovviamente quello che dico, di riorganizzarsi per una vita che è un po' un secondo tempo ma non meno ricco di soddisfazioni, di vita piena, di vita in cui il paziente è esso stesso valore per il territorio nel quale viene reinserito. Una mattinata per incontrare il presidente della Regione Veneto e il patriarca che ha dedicato loro una preghiera. Venezia è un simbolo, ma credo che si sposi bene con quello che voi volete testimoniare, perché Venezia è una città bellissima da visitare, complicata da vivere. Voi dite col vostro cammino che tanto è stato fatto perché siete riusciti ad arrivare qui, ma tanto dobbiamo ancora fare, no? Le persone più provate non sono un peso, ma fanno parte della nostra società a pieno titolo. È un messaggio molto chiaro, credo, che ci aiuta a ripensare il bene comune. Sociale significa anche questo, noi abbiamo destinato anche una quota importante del nostro bilancio per questo e credo sia doveroso che la nostra regione faccia questo salto in avanti e lo debba fare anche tenendo conto dell'importanza di investimenti tecnologici, perché la tecnologia può essere al servizio come non mai della riabilitazione. Pensiamo a tutti gli strumenti anche di intelligenza artificiale e di monitoraggio che oggi esistono e su questo voglio fare un grande lavoro. Sono in costante contatto con loro per una serie di eventi che faremo nel corso dei prossimi mesi e anche per rendere omaggio al grande lavoro di tutti coloro che ogni giorno li accompagnano nel percorso di riabilitazione che permetta a ciascuno di loro ovviamente una migliore qualità della vita. È tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il meteo dopo la sigla. Arrivederci.